Eccomi qua, cari nipoti. È passato un po' di tempo, ma finalmente il bel tempo si sta avvicinando e approfittando di questa meravigliosa situazione, di questo sole cocente che in maniera clemente si sta affacciando, vi voglio raccontare quello che è un'abitudine non solo dei giovani sardi, ma anche della mia generazione, della generazione precedente e anche di quell'altra precedente. A fare Savvela! Savvela. Cos'è Savvela? Savvela, ovvero la vela. Traduzione? Marinare la scuola, ovvero pigiare. E questo significava anche potersela girare la città. A meno che non trovavi qualcuno che a casa scordulava quello che facevi e lì erano dolori. Ma tua mamma la soluzione la trovava sempre. La soluzione era questa: lo zoccolo di legno, un bastone o qualsiasi cosa, arma contundente che poteva andare a finire proprio qua, dietro la tua collottola. Sì, lì sì che erano dolori, raga. Se ti beccavano, se non ti beccavano, lo passavi liscio. Almeno fino a quando il direttore della scuola non chiamava i tuoi genitori e gli diceva: ma come mai vostro figlio ha saltato le lezioni per 2 o 3 giorni consecutivi? È stato male? Molti dicono: le pubblicità sono ingannevoli. No, le pubblicità ti fregano. Basta solo un semplicissimo invito e il danno è fatto. In che modo? Non me ne vogliano sicuramente coloro che anni fa avevano in gestione, o che hanno ancora in gestione, un centro commerciale a Quartucciu. Questi proprietari avevano pensato a una bellissima campagna pubblicitaria secca, uno slogan secco che non si batteva per niente: fai vela alle vele. Questa cosa ha fatto molto scalpore, ha generato molta ilarità, però le conseguenze per i ragazzi non è che siano state proprio belle. Savvela era un'abitudine, e non solo nei centri commerciali, ma anche in punti bellissimi, tipo il quartiere di Castello, Bastione di Saremì, o il Poetto. Posto migliore del Poetto non ce n'era, soprattutto quando batteva il sole e c'era un caldo da schiantare. Il Poetto era perfetto per andare A fare Savvela! Il Poetto era diverso, la spiaggia era lunghissima, la sabbia era fine, rimaneva sotto i piedi e non se ne accorgeva nessuno. A meno che non ti beccava la solita persona o parente che ti beccava mentre eri lì a fare Savvela e non a girare in barca. Insomma, Savvela era il modo ideale per saltare magari qualche interrogazione, qualche lezione di troppo, ma che si traduceva in un voto pessimo sulla pagella. Per cui, giovincelli, date retta su Ziu. Se volete bene ai vostri genitori, ma soprattutto al vostro collo, non bigiate, per favore. Non lo dico solo per me, lo dico in memoria di tutti coloro che hanno trovato qui sulla collottola uno zoccolo duro che ha provocato molti dolori, ma soprattutto tanti santi bernoccoli che molti con rammarico si ricordano ancora.